Era in auto vicino alla stazione di Montegrotto, aspettava il papà che era sceso a prendergli un gelato. A 9 anni il bambino ha avvicinato giovedì da un uomo che ha attirato la sua attenzione e gli ha chiesto se voleva seguirlo, invitandolo a portarlo a casa. Il bambino ha avuto la prontezza di riflessi di iniziare a urlare e di raccontare tutto al papà, che appena tornato ha presentato una denuncia ai carabinieri fornendo anche un identikit di quest'uomo, sulla cinquantina, 1,80 m di altezza, barba corta, capelli bianchi. Le indagini sono state avviate e si avvarranno tra l'altro delle immagini delle telecamere numerose nella zona, lo conferma il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Con i carabinieri esiste già un grande rapporto di collaborazione, grazie a una convenzione posta in essere hanno libero accesso a tutto il nostro sistema di videosorveglianza che soprattutto in quella zona è molto performante, quindi chiunque abbia delle intenzioni poco nobili da svolgere nel nostro territorio stia molto attento perché prima o dopo viene scoperto. Un episodio che ha creato grande paura in città. Ci solo aspetta di giorno, di sera capita ultimamente che ci siano gente che scende dal treno e con la scusa che c'è il viale chiuso e quindi è più allettante andare verso il viale per questo tipo di gente, però di giorno e soprattutto con un bambino non ci se lo aspettava, ecco. Però sì, insomma, tra mamme ci siamo un po' mandate qualche messaggio di preoccupazione, soprattutto perché non è che l'aveva lasciato da solo, era proprio qui, insomma, a portata di occhi, ecco.